Generi alimentari, beni di prima necessità, oltre 6.000 euro di prodotti raccolti e consegnati alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. L'associazione Ristoratori Veneti all'indomani della devastazione che ha colpito quei territori si è subito messa in moto. In pochi giorni si sono accumulati scatoloni e interi bancali di materiali donati dalle aziende. Una gara di solidarietà da ogni parte del Veneto, ma anche da Lombardia e Piemonte. Anche i clienti degli stessi locali associati sono arrivati direttamente nei ristoranti portando con sé borse di prodotti. Anche gente che non conoscevo, miei clienti, hanno assolutamente aderito a questa iniziativa. Il materiale raccolto è stato poi consegnato direttamente alle popolazioni, con i cittadini che hanno messo a disposizione le proprie case, quelle che si sono salvate dalla furia dell'acqua e del fango, per raccogliere i prodotti. E così, mentre si scaricano borse e scatoloni, si raccolgono i racconti di chi ha perso tutto. Ha avuto l'acqua fino praticamente qua e si è dovuta arrangiare per 3 o 4 giorni a dormire in soffitta, a salvare gli animali. Sono storie che sentite sono dure da sentire e oltretutto lei, nonostante essendo stata alluvionata, si è messa a disposizione a consegnare il materiale che abbiamo scaricato ieri alle 10-12 famiglie che ci sono, diciamo, nella sua zona. Queste testimonianze sono talmente forti che per rispetto passatemi il termine, si può solo tacere.